parte, voi siete favorevoli o contrari al trasferimento di Don Mario? Contrari. Io sono contraria. Contrari. Guarda, Perché? io sono una catechista, quindi Siamo contrari, sì, dunque. contrari perché ha fatto tante cose. E certamente che lo vogliamo Don Mario, deve rimanere qui con noi. Insomma, ha conosciuto mie figlie bambini, i tuoi figli bambini. E a parte quello, ha fatto tante cose, si è cose, prodigato per veramente, tutta no, la ma comunità. Lasciatelo qui. È una persona splendida. No signora, lei Lei non si può permettere Lei è a nessuno, va bene? Sì. Non si permette perché le do un colpo di giornale. spero di no, però si risponde a una domanda cortesemente. Quando ho avuto bisogno a me io non sono stata aiutata. Quindi è favorevole al trasferimento di Don Mario? Insomma, i problemi ci sono stati e c'erano. Però non si è preoccupato dei problemi della gente del Rione. Cose ne ha fatto, perché ha fatto insomma, monumenti, li ha aperti, ha fatto. Però per la gente del quartiere non ha fatto niente. Però per io, mia persona. Poi chi lo vuol dire lo dica se è vero. Non ha aiutato, ha aiutato gli altri di fuori. Ha aiutato gli altri di fuori. No, secondo me dunque allora, a me mi dispiace che se ne va, comunque sia. Mi dispiace perché Giusto, mamma? ormai lo conosco da Ti 30 ricordi la anni, volta che eravamo andati a- siamo amici, cioè voglio dire, e mi dispiace. Però dovrebbe Ha fatto un sacco di cose. più stare vicino al quartiere, no? Stare un po' vicino al quartiere, nel senso che deve un po' prima aiutare il quartiere, venire a benedire le case perché sono 4 anni che non viene. Poi fare la festa del quartiere che sono 10 anni che non fa, cioè, e tutte queste cose insomma, lasciar perdere, e non sono razzista, attenzione, però non dare spazio agli extracomunitari, cioè ci siamo prima noi. Però se rimane a me mi fa piacere, voglio dire, anche perché ormai conosciamo lui, cioè, e andar via, io quando l'ho visto qui, che c'era il vescovo, mi ha un po' pianto il cuore, però queste cose vanno dette, insomma. Beh, io lo conosco da tantissimi anni e penso che secondo me è meglio che rimanga a lui. Cioè io la penso a modo mio, poi ognuno la pensa a modo suo. Per me ha lavorato benissimo.